Ciao, sono Stefania e sono un'operatrice del Centro Veneto Progetti Donna, il centro antiviolenza di Padova e provincia. Dalla nostra esperienza sappiamo che la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e strutturale nella nostra società, che ha diverse implicazioni dal punto di vista relazionale, psicologico, fisico. È un fenomeno che fa fatica a emergere perché le donne spesso non si sentono di volerne parlare nemmeno con il proprio medico, con i propri parenti e amici, e quindi è un fenomeno cosiddetto sommerso. Le leggi e le campagne di informazione non sono sufficienti per tutelare e proteggere una donna che vuole uscire da una relazione violenta e ci rendiamo conto che è necessario offrire delle misure che garantiscano supporto, tutela e sostegno per l'autonomia. Questo vale soprattutto per le donne che sono anche vittime di violenza economica. Questa forma di violenza è molto poco considerata, nel senso che si considerano poco i suoi effetti e le sue conseguenze, ma sappiamo che crea un forte rapporto di dipendenza fra la donna e il suo partner o il suo familiare. Questo rende particolarmente difficile per lei uscire da una situazione di violenza. Nell'ultimo anno abbiamo partecipato con diversi servizi di diversi paesi d'Europa al progetto WeGo, che era proprio incentrato sulla crescita economica e l'empowerment femminile. All'interno di questo progetto abbiamo elaborato delle strategie di fuoriuscita dalla violenza economica che puntassero all'autonomia e all'indipendenza economica della donna. All'interno del progetto abbiamo lavorato con gli altri servizi per trovare delle raccomandazioni che potessero essere efficaci dal punto di vista politico, sia a un livello europeo, a livello nazionale e a livello locale. Dal punto di vista europeo, quello che auspichiamo è l'istituzione di un ufficio di rappresentanza speciale per le donne vittime di violenza all'Unione Europea, così come esiste per la tratta. Dal punto di vista nazionale e regionale, invece, auspichiamo la previsione da parte dei centri per l'impiego di un percorso specifico per le donne che fuoriescono dalla violenza, che permetta loro di ricevere un'adeguata formazione e di trovare un'occupazione che le aiuti nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Infatti, spesso le donne che si rivolgono al centro antiviolenza e che escono da una situazione di violenza hanno dei figli minori a carico e non hanno una rete familiare che le sostenga e quindi hanno la necessità di prendersi cura dei propri figli e di trovare un lavoro per essere autonomi economicamente. Inoltre, sempre a livello nazionale sarebbe fondamentale riconoscere le case di secondo livello come strutture fondamentali nel percorso di fuoriuscita dalla violenza di una donna che ha bisogno di accoglienza, perché sono strutture che permettono alla donna di avere un sostegno abitativo e un supporto nella ricerca di un impiego. Infine sarebbe necessario garantire ai centri antiviolenza dei finanziamenti certi e calendarizzati che gli permettano di svolgere le proprie attività di supporto e di sostegno alle donne vittime di violenza in maniera ottimale. A livello locale e provinciale invece la necessità sarebbe quella di strutturare un piano che sia comprensivo di tutte le realtà che operano nell'ambito della formazione e dell'inserimento lavorativo per le donne, per dare loro una certezza e per soprattutto offrire loro un approccio multiagenzia e integrato. Ad esempio, un'idea sarebbe quella di interpellare il centro antiviolenza per costruire dei piani di formazione anche per le aziende del territorio in maniera da garantire degli inserimenti protetti nei luoghi di lavoro alle donne vittime di violenza. Così come sarebbe utile garantire che il centro antiviolenza facesse parte dei canali informativi e delle reti di inserimento lavorativo, orientamento e formazione, così da essere tempestivamente informato rispetto alle possibilità di cui potrebbero beneficiare le donne vittime di violenza che ha preso in carico. Inoltre a livello locale sarebbe importante garantire dei servizi alle donne vittime di violenza che intendono trovare un impiego, ad esempio offrendo dei servizi per aiutare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un esempio potrebbe essere quello di offrire un accesso privilegiato ai loro figli negli asili comunali, oppure offrire dei servizi anche la sera, ad esempio, per le donne che non hanno degli orari di lavoro convenzionali. È inoltre fondamentale coordinare le azioni dei settori e degli assessorati comunali in modo da costruire anche dei protocolli operativi e lavorare sulla formazione, sulla sensibilizzazione soprattutto degli operatori sociali e della polizia municipale. Grazie al progetto WeGo abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e condividere con le altre realtà dei diversi paesi europei le nostre pratiche e le loro, e ci siamo sentite molto più forti e unite nel contrasto alla violenza sulle donne.